per la vostra presenza. Insomma, qui c'è un incontro tra un'iniziativa in rete, perché il gruppo Continuità Territoriale Sardegna è un gruppo che nasce spontaneamente su Facebook e nel giro di poco tempo supera i 3.500 persone collegate che discutono, guardano documenti, e uno di questi che si iscrive al gruppo e che fa attività politica istituzionale, cioè chi vi parla, che si incontrano oltre che sulla rete in una sorta di preparazione di due appuntamenti che io ritengo interessanti per gli scopi proprio del gruppo, e cioè il primo, che doveva tenersi la settimana scorsa ma si terrà mercoledì prossimo, è una audizione del commissario straordinario di Tirrenia di navigazione in amministrazione straordinaria, l'ingegner Giancarlo D'Andrea. In questo momento D'Andrea è l'amministratore unico, diciamo, con poteri anche straordinari, nel senso che riassume tutti quelli che normalmente fanno riferimento a organi collegiali, cioè con più persone, consiglio di amministrazione, ma anche collegio sindacale, perché Tirrenia è andata in amministrazione straordinaria quando non è riuscita ad essere venduta, diciamo così, in una prima fase in cui il suo azionista aveva fatto un bando e voleva intavolare una sorta di trattativa tra privati. Insomma, il suo azionista è una società che mantiene le vecchie partecipazioni ILI. Ecco, quindi questo è il primo appuntamento, mercoledì. Era programmato sempre per mercoledì anche la risposta all'interrogazione complessiva sul caso Tirrenia, che metteva insieme i temi della vendita con i temi della esplosione dei prezzi dei trasporti marittimi passeggeri in Sardegna, per la Sardegna e dalla Sardegna, ma il nuovo governo ha chiesto più tempo per rispondere, perché gli abbiamo messo delle serie questioni: rapporti con l'Unione Europea, che cosa avete fatto, perché è nata l'indagine, quali sono le dimensioni di CIN sul mercato reale italiano, se Tirrenia si sta preparando alla nuova stagione, posto che i tempi si stanno sempre allungando e quindi è sempre Tirrenia in amministrazione straordinaria che gestisce il servizio, dove vanno i 72 milioni di sovvenzioni per il servizio con la Sardegna e così via. Quindi questo secondo appuntamento, volevo darvelo come informazione, il governo chiede che venga differito e, diciamo, c'è una sorta di accordo tacito perché avvenga non questa settimana, mercoledì come avevamo detto, ma la settimana successiva ancora. Quindi questa settimana abbiamo D'Andrea che risponderà e le cose che ci dirà saranno importanti anche per vedere come poi rispondere la settimana dopo il governo su temi analogi. Quindi questo è quello che avevo da dirvi. Fabrizio, racconta un pochino come vogliamo muoverci, quali sono le vostre aspettative, diciamo, sul incontro.